Un'opera attesa da quasi 40 anni e che il quartiere di Sant'Anna a Rapallo potrebbe trovarsi pronta sotto l'albero già questo Natale. Ha preso il via oggi infatti il cantiere per la costruzione della passerella pedonale sul Boate che andrà a collegare via Torino con via Milano. Ad unire le due sponde una struttura a campata unica che Italea, società immobiliare del gruppo Coop, ha donato al comune a seguito dell'apertura e dell'ampliamento del vicino supermercato di via Sciesa. 35 metri di luce, una sola campata, non si possono fare appoggi in mezzo al fiume, quindi non si possono provocare aggravi alla sicurezza idraulica del Boate. Bisogna realizzarlo per questa stessa ragione a circa 1,50 m di quota sopra il piano di calpestio dove siamo oggi. Un'opera che collega una parte della città alle scuole. Sapete che nella zona di Sant'Anna esistono istituti scolastici molto frequentati, alle banche, a molti esercizi commerciali. Un'opera che viene regalata, donata dalla Coop, credo che sia un regalo importante perché costa più di 300.000 euro e non è una cosa da poco. Nel frattempo a Rapallo continuano i lavori per il rifacimento della facciata di Palazzo Comunale, oggi il sopralluogo della soprintendenza, mentre il lunedì prossimo prenderanno il via altri interventi di riqualificazione del centro storico con il rifacimento della pavimentazione in vico della Torre Civica e il restyling di Piazza Molfino. Qui nei prossimi giorni diventerà operativo lo spostamento temporaneo della sosta dei taxi con l'installazione della casetta per il telefono. Prosegue invece sul terrazzo della stazione l'installazione di una piramide in acciaio che non ha mancato di suscitare la curiosità dei viaggiatori. Questa anteprima mondiale fornirà energia alla stazione tramite i pannelli solari che dovranno essere installati e non solo, ma purificherà anche l'aria tramite degli enzimi all'interno, emanerà un'aria purificata. Verrà realizzata la settimana prossima una panchina wireless, mi dicono, non ho ancora visto, però molto comoda, molto accogliente, dove gli ospiti potranno ricaricare il proprio cellulare, i propri strumenti, i propri smartphone, naturalmente in maniera totalmente gratuita e soprattutto in maniera green.